Signore e signori, buonasera e benvenuti qui in questa sala dell'auditorium del seminario vescovile. La diocesi e il comune di Vittorio Veneto vi danno appunto il benvenuto. Ci troviamo qui questa sera per vedere insieme per la prima volta il documentario realizzato in occasione della beatificazione del nostro Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, avvenuta lo scorso 4 settembre con la celebrazione ed il rito in piazza San Pietro presieduto da Papa Francesco. Nel filmato che tra poco andremo a vedere ci sono inedite testimonianze e tanti altri preziosi contributi. Ripercorreremo la storia della sua vita, la sua vocazione, gli anni vittoriesi, l'elezione al soglio di Pietro sino appunto alla stretta attualità e quindi alla beatificazione. Ma questa è anche l'occasione per presentare la mostra fotografica Albino Luciani, che sarà inaugurata il prossimo 26 novembre alle ore 10:30 al Teatro Lorenzo da Ponte. Nella mostra, allestita a Palazzo Todesco a Serravalle, troverete 150 scatti e diversi contributi video che ripercorrono la vita di Luciani, dalla nascita alla beatificazione. La mostra rimarrà aperta fino al 26 febbraio e sarà visitabile il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Prima di passare la parola ai nostri ospiti in sala, l'organizzazione ci tiene a fare dei ringraziamenti. Ringraziamo la Regione del Veneto e il Presidente Luca Zaia per il contributo all'iniziativa, la Fondazione Papa Luciani Giovanni Paolo I di Canale d'Agordo, il Museo Albino Luciani ed il suo direttore Loris Serafini per la preziosissima collaborazione e per l'aiuto. La Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio per la sponsorizzazione, IM Comunicazione per la ricerca dei materiali, l'ideazione e la realizzazione del documentario e della mostra. Si ringraziano inoltre per il documentario l'Archivio Diocesano di Vittorio Veneto, la Biblioteca del Seminario, il Settimanale Diocesano L'Azione, l'Associazione La Nostra Famiglia, la Famiglia Antonio da Ros, l'Archivio Fotografico Alfredo Marin, il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, la Sala Stampa della Santa Sede, la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, Vatican Media e la Tenda TV. Un grazie speciale va anche a tutti coloro i quali hanno preso parte alle riprese del documentario, ed in particolare a Don Paolino Carrer, Stefania Falasca, Don Davide Fiocco, Amalia Luciani, Gianni Luciani, Patrizia Luciani, il cardinale Pietro Parolin, Loris Serafini, il cardinale Beniamino Stella, Andrea Tornielli e Giovanni Vian. Salutiamo inoltre tutti coloro i quali ci stanno seguendo in diretta sui canali social del Comune di Vittorio Veneto e in diretta anche sulla Tenda TV. Passiamo ora la parola, e lo invito qui sul palco, a Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Corrado Pizziolo, appunto Vescovo di Vittorio Veneto. Lo accogliamo con un applauso. Eccellenza, sappiamo che lei ha già visto sia la mostra in anteprima sia il documentario, mi raccomando non spoileri niente. No, dico solo che merita di essere vista. Può andare, no? Vi saluto tutti, saluto le autorità civili, il sindaco, gli assessori, saluto tutti voi. 4 minuti, cerco di star dentro. Allora, comincio con ricordare una cosa ovvia, ma spesso magari non tenuta presente, è questa: la figura istituzionale di gran lunga, senza paragoni, più antica in tutti i nostri territori è la figura del vescovo. Non c'è dubbio. Da circa 1400 anni il nostro territorio, in particolare la nostra città, sono caratterizzate dalla presenza di questa figura istituzionale che è la figura del vescovo. Vittorio Veneto è infatti una città sede episcopale all'incirca dal 700, non 1700, del 700. Come sappiamo i Longobardi hanno fatto carte false pur di avere la sede episcopale a Ceneda. Che uno dei vescovi di Vittorio Veneto, perché ormai così si chiama la diocesi, non più Ceneda da meno di 100 anni, che uno dei vescovi di Vittorio Veneto, dopo essere stato eletto pontefice della Chiesa Universale, venga beatificato, è quindi un evento che sicuramente coinvolge tutta la città.
anche la città nella sua dimensione civile, laica, che da molti anni si è nettamente differenziata dalla realtà ecclesiastica, formalmente anche dal punto di vista giuridico, dal 1769, quando Venezia soppresse il titolo e il potere civile del vescovo, che allora era Lorenzo da Ponte. Nel caso concreto di Monsignor Albino Luciani, il coinvolgimento di cui parlo si pone in continuità ideale con il momento in cui il comune di Vittorio Veneto ha riconosciuto a Monsignor Albino Luciani la cittadinanza onoraria. Era il 1° febbraio 1970, pochi giorni prima che egli partisse per Venezia, dove era stato nominato patriarca. Era l'ultima domenica che egli trascorse qui a Vittorio Veneto e il sindaco era Aldo Toffoli, che in un libro pubblicato qualche anno fa dalla Tipografia dell'Azione ricorda analiticamente questa giornata in maniera molto simpatica, molto bella. Ed è quindi comprensibile e bello che il comune di Vittorio Veneto si sia mosso in positiva sinergia con la diocesi nel pensare e attuare questo evento che è la mostra in onore di Monsignor Luciani, Papa Giovanni Paolo I, vescovo e cittadino onorario di questa città. Il documentario che vedremo questa sera fa parte di questa iniziativa, di questa mostra, ed è, per così dire, un significativo e corposo assaggio della bella realtà, avrete modo di constatarlo personalmente se la visitate, che è la mostra a Palazzo Todesco. In occasione di questa proiezione desidero esprimere con tutto il cuore il mio ringraziamento nei confronti di tutti coloro che sono stati artefici nel pensarla, questa iniziativa, e nel portarla a compimento in modo, ecco, permettetemi di dirlo, davvero esemplare, specialmente, ripeto, nella bella e cordiale sinergia tra realtà diverse, come sono quelle della pubblica amministrazione e della comunità ecclesiale, diverse, ma in sinergia possono fare cose davvero belle. Grazie e buona visione. Grazie Eccellenza. A proposito di sinergia, appunto, chiamo qui Don Andrea Dalcin, responsabile del progetto che ha riguardato sia la mostra sia il documentario che ci apprestiamo a vedere. I saluti sono stati fatti, anche i ringraziamenti, ma io sono qui per fare un ringraziamento doveroso a tutti quelli che concretamente hanno svolto questo lavoro che ha portato alla realizzazione sia della mostra come del documentario. Voglio davvero assicurarvi che il lavoro è stato tanto, è stato grande e tanto, quindi a loro davvero un grande grazie, anche se in realtà è un lavoro che parte da lontano. Se ci pensate, è un lavoro che comincia quando le persone hanno cominciato a mettere via le fotografie, a custodirle, a tenerne memoria, quindi è prima di tutto un lavoro di custodia della memoria. Fino ad arrivare ad oggi in cui gli operatori che concretamente si sono sporcati le mani per realizzare tutto quanto, per fare le interviste, per tenere i contatti, per raccogliere il materiale, insomma è stato davvero un grande e lungo lavoro che ha portato a due eventi come quello di stasera e della mostra davvero belli, davvero ben fatti. L'ultima cosa che dico è che il lavoro fatto dagli operatori, ripeto, che è stato tanto per preparare tutto questo, io li osservavo da lontano e ho notato, solo le cito, 3 piccole qualità di questo lavoro. Lo hanno fatto con orgoglio nei confronti di un cittadino onorario come Albino Luciani, lo hanno fatto con entusiasmo, nell'entusiasmo della scoperta e dello scoprire pian piano questo personaggio, anche in modo appunto inedito in alcuni casi, e lo hanno fatto con passione e con tenacia e soprattutto con gratitudine. Mi sembrava di notare in loro quasi la gratitudine di aver ricevuto questo mandato e quindi a maggior ragione grazie. Grazie Don Andrea. Chiamo ora sul palco il sindaco Antonio Miatto, sindaco della città di Vittorio Veneto, per un indirizzo di saluto alla platea. Lei non ha visto in anteprima il documentario, giusto? Quindi... Buonasera a tutti, mi fa davvero molto piacere essere qua con voi questa sera a onorare la memoria del nostro
vescovo albino, anche farlo qui con voi, perché ho visto che farlo extra moenia non è che mi venga poi tanto bene. E quindi questa sera godo di questa presenza qua con voi. Io non so se cado in eresia, eccellenza, ma dico che fortuna ha voluto che la nostra comunità diocesana abbia potuto godere di una simile figura per più di 10 anni. Non oso pensare che sia stata la provvidenza, perché vorrebbe dire che la provvidenza l'ha denegata ad altri. No? Quindi è giusto che questa sera ci troviamo qua a onorare la memoria del nostro vescovo albino, e voglio associarmi alle parole del nostro vescovo nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per realizzare la mostra, la serata e tutto quanto altro si farà per onorare la memoria di Albino. Grazie. Grazie Sindaco. Ed ora, sempre per l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, chiamo sul palco Antonella Uliana, assessore alla cultura. Anche lei ha seguito da vicino l'evolversi di questo progetto molto articolato. Sì, l'ho seguito dalle prime battute e devo dirvi che quello che tra poco vedrete è un documentario intenso che ha, secondo il mio punto di vista, la capacità di essere riuscito a mettere insieme due aspetti apparentemente contraddittori in modo del tutto armonico. Mi riferisco al fatto che c'è un giusto passaggio da uno stile all'altro, e cioè dall'aspetto più, direi, storico-dottrinale a quello invece più popolare, quotidiano, aneddotico, e lo fa proprio con una capacità che è il risultato di una ricerca approfondita sul materiale, di una selezione dei documenti e di un montaggio, diciamo, spigliato, veloce, che fa sì che il documentario si segua, lo vedrete voi subito, senza annoiarsi, anzi essendone coinvolti, affascinati, convinti ed anche emozionati. E io mi sento di ringraziare i due registi, Stefano Faraon e Federico, che è qui presente. Perché veramente il lavoro è stato un lavoro impegnativo, importante, e questo aspetto che caratterizza il documentario poi lo trovate anche nella mostra. Ha le stesse caratteristiche la mostra, e cioè anche nella mostra si riesce ad affrontare in modo equilibrato questo doppio canale che riguarda la vita di Albino Luciani. Anche per la mostra un lavoro enorme, è un lavoro partito da lontano, un lavoro che è partito dalla ricerca del materiale, dalla selezione di questo materiale, dalla lavorazione del materiale fotografico, andandolo a cercare in archivi pubblici, privati, in fondazioni, musei. Un lavoro quindi impegnativo. Il risultato è una mostra che vi invito ad andare a visitare, perché si vede con estremo piacere. E in questa mostra siete invitati a percorrere sala dopo sala osservando quel volto, il volto di Albino Luciani. Quegli occhi che guardano intensi da dietro gli occhiali, quel sorriso umile, divenuto famoso, che a volte si apre invece in una risata spontanea, semplice, oppure altre volte quel sorriso si smorza in una piega della bocca, lo osservavamo proprio l'altra sera, ad indicare invece una espressione di riflessione profonda o forse anche di preoccupazione. Ma tutto questo, come è stato già detto, questo progetto
si basa ed è nato sulla condivisione da parte della diocesi e della città di Vittorio Veneto. E io credo di poter dire che questo progetto mi ha convinta ancora di più sul fatto che nel momento in cui ci si mette intorno a un tavolo, si ragiona, si discute, si condivide un pensiero, un progetto, un'idea, si ha un obiettivo comune, ecco, allora ci sono i risultati migliori. E quando parlo di risultati migliori intendo risultati che portino ad una crescita l'individuo, una crescita interiore, ma anche ad un arricchimento culturale per una collettività. Penso di poter dire che questo risultato, con questo progetto documentario e mostra, l'avremo sicuramente raggiunto. Grazie. Grazie Assessore. Poc'anzi abbiamo citato la banca di credito cooperativo Prealpi San Biagio, quindi io appunto invito qui sul palco Flavio Salvador per un saluto. Grazie, buonasera a tutti. Intanto ringrazio per l'invito, saluto le autorità, Monsignor Vescovo, il Sindaco, gli assessori e tutte le autorità qui presenti. Un saluto a tutti voi. È con piacere che sono qui questa sera, in rappresentanza del mio istituto. Di solito si parla delle banche, e le banche di qua e le banche di là. Non siamo solo banca, siamo credito cooperativo, un istituto che nasce nel territorio e lavora per il territorio. E quindi essere qui per noi è motivo di vanto, è motivo per affermare ancora una volta il legame con le persone. E quindi quando la dottoressa Uliana e Don Dalcin incontriamoci, ci siamo incontrati subito e non abbiamo avuto nessun esito ad aderire e a sostenere questa iniziativa. E lo abbiamo fatto per puro spirito di solidarietà, pleonasticamente possiamo dire gratuità, rende bene l'idea. Rende bene l'idea perché ci avviciniamo a quella che è l'etica morale cristiana, dove gratuità vuol dire bene, fare del bene per le persone. E questo sta scritto anche nel nostro statuto, che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa. Ecco, questo è il nostro volto, il volto del credito cooperativo Prealpi San Biagio. Grazie e buona visione. Grazie mille. Ora chiamo qui sul palco Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani Giovanni Paolo I di Canale d'Agordo e direttore del Museo Albino Luciani. Un'importante realtà e devo dire un'importante sinergia, un'importante amicizia che si è venuta a creare in questi mesi per questa iniziativa. Grazie Andrea, grazie alla Diocesi, a Sua Eccellenza, al Comune, all'Assessore alla Cultura per questa importante opportunità. Appena sono stato contattato, con piacere ho collaborato anch'io, abbiamo collaborato anche come fondazione, come Museo Albino Luciani e anche come casa natale di Papa Luciani che come sapete è della Diocesi di Vittorio Veneto. Proprio per questo legame che c'è. Albino Luciani l'ha chiamato il primo amore, no? Il primo amore non si scorda mai e quindi è qui che ha imparato a fare il vescovo, è qui che ha imparato creato la sua esperienza per poi fare il patriarca, il cardinale e infine il vescovo di Roma, il Papa. E quindi questo legame deve essere rafforzato non solo per la significatività del luogo, per l'importanza che ha avuto nella sua formazione. Sarebbe proprio bello poter proseguire grazie a questo importantissimo evento. Ho intravisto la mostra, è davvero molto molto bella. Ecco,
quindi immagino che il documentario sia sullo stesso stile, proprio per poter proseguire una collaborazione con Venezia, con il paese natale, con Belluno, con Roma, che è anche stato vescovo di Roma. Questo si dimentica spesso, invece è importante che ci sia anche questo. E quindi credo che il fatto di poter aver messo insieme anche la gestione del museo con la casa natale e quindi la comunità dell'origine con la diocesi di Vittorio Veneto sia davvero un'importante occasione di collaborazione che fa conoscere questo importante beato, ma che soprattutto è una figura attuale non solo per i cristiani. Ecco, pensate che la cantante rock Patti Smith lo ha definito un uomo che ha seminato amore in tutto il mondo, e si è definita non cristiana ma una grande ammiratrice di questo Papa, che va anche al confine, oltre il confine del credo cristiano. Quindi mi ha colpito questo aspetto e mi auguro che appunto questa occasione sia uno spunto per una collaborazione che continuerà, e vi ringrazio davvero di cuore di tutto. Grazie Loris. Abbiamo concluso con gli interventi istituzionali. Invito chi non l'avesse già fatto a silenziare il telefono cellulare e vi auguro una buona visione di Albino Luciani, pastore di umiltà. Quando Papa Luciani venne eletto, quel pomeriggio io mi trovavo nei boschi in gita, non ero davanti alla televisione. Ricordo che tornando giù, eravamo a Falcade, mio papà mi venne incontro e mi disse: hanno eletto il Papa, patriarca di Venezia, si chiamerà Giovan Paolo I. Io l'ho conosciuto la prima volta proprio qui in piazza San Pietro, esattamente 64 anni fa. I primi ricordi sono in questa cucina. Al tempo in cui automobili ce n'erano poche, si vedeva una macchina arrivare, rallentare, girare dentro e ci si illuminava tutti. Qui lo zio Albino, qui lo zio Albino. Mio zio nasce in una famiglia tipica del periodo, cioè dove il capofamiglia normalmente emigra e la moglie e i figli provvedono l'economia di sussistenza con la mucca, con il fieno, con queste cose qua. Canale d'Agordo, quando lui è nato, si chiamava Forno di Canale nel 1912, non era un paesino sperduto di montagna, era una terra di confine. Di là c'era l'Austria-Ungheria, c'era il periodo anche del contrabbando, perché il sale, il tabacco di là veniva a costare meno. Pensa tutto un commercio di questo tipo prima della Grande Guerra. Il contesto è quello di una certa miseria, povertà, sul quale a partire dal 15 si aggiunge la guerra e poi dal 17, con la disfatta di Caporetto, l'occupazione degli austriaci, l'anno della fame. Se pensiamo che cosa era il Veneto negli anni, sì, tra le due guerre mondiali, per esempio tutto il fenomeno della migrazione, ecco, di cui conobbe gli effetti anche Papa Luciani, appunto perché il papà dovette emigrare per mantenere la famiglia. Albino Luciani nasce in una famiglia abbastanza povera e soprattutto riceve questo nome perché il papà aveva voluto ricordare così un suo compagno di lavoro bergamasco che si chiamava Albino e che era morto in un altoforno. Quindi dal padre lui riceve questa attenzione ai poveri e ai diritti dei lavoratori, dalla madre la fede. Come mio zio dice sempre, la sua prima catechista ovviamente è stata sua mamma,
ed è stata una catechista efficace. Mettendoli insieme si è creata questa sensibilità speciale di un pastore d'anime attento ai diritti dei lavoratori. Lui ha imparato proprio nell'ambito familiare, nell'ambito della parrocchia, del paesino suo, le relazioni semplici, umili. Ecco, soprattutto ha imparato lo stile sobrio di vita. Era una parrocchia piuttosto vivace quella di Canale d'Agordo di allora, era più grande dell'attuale parrocchia e ha avuto parroci illuminati, tra cui quello che poi è di fatto il maestro di Albino Luciani, questo Don Filippo Carli, che veramente ha dato l'imprinting culturale e pastorale al futuro Papa. Uomo illuminato, moderno, pratico, vicino alla gente. Parla di un Dio padre, di un Dio che è quasi materno, che poi il concetto che tornerà in Luciani Papa, con omelie semplici, facili da capire per il popolo, per la gente, e Luciani assorbe questo stile. La vocazione di Luciani nasce in maniera anche piuttosto curiosa e simpatica. Accadde che un frate cappuccino, frate Remigio, venne a predicare a Canale d'Agordo e stava con questi chirichetti, con questi ragazzini, mostrando loro come sapeva tirar bene di fionda, era veramente bravissimo. Possiamo immaginare, ma avrà detto attenti che colpisco quel palo, quell'albero, quel sasso, e Luciani rimase affascinato da questo frate. Quando alla fine della giornata gli chiese chi viene con me in seminario, il piccolo Albino deve aver urlato vengo io. Poi il parroco ben pensò di non lasciar sfuggire un frugoletto che prometteva bene e lo orientò sul seminario diocesano. Si può dire che anche quel colpo di fionda ha avuto un ruolo nella sua vocazione. Il padre, permettendogli di andare in seminario, gli scrisse una lettera dove gli diceva: Albino, tu diventerai prete, ricordati però che Cristo stava dalla parte dei poveri. La prima parte del seminario minore era a Feltre, quindi quello che resta sono soprattutto i voti brillanti e la testimonianza di un suo professore che ha parlato di lui come di un abile scrittore, e viene fuori quello che poi è stato, cioè l'abilità nello scrivere, nel parlare. Da ragazzo che lui leggeva e divorava i libri e non li leggeva così ho letto, ho finito tutto. No, si ricaricava ogni volta di quello che leggeva, per cui a decine di anni di distanza faceva riferimento in illustrissimi, ecco, quel libro, quell'altro libro che aveva letto decine di anni prima. Si stima che all'interno del Veneto le uniche 2 biblioteche di Pieve periferiche che abbiano conservato un patrimonio così prezioso siano Canale d'Agordo e Cortina. Ha studiato su questa biblioteca e ha anche creato un catalogo. Con la sua grafia compose questo regesto della biblioteca, leggendosi evidentemente in maniera sommaria 1231 volumi in un'estate. Dopo il periodo feltrino c'è il passaggio al seminario di Belluno dove completa il liceo e la teologia, diventa sacerdote il 7 luglio del 1935 con qualche mese di anticipo sull'età canonica. Sono gli anni dell'impegno, sono gli anni anche di un impegno nascosto. Si intravede questo uomo, questo giovane prete che si impegna a capofitto prima nella pastorale e poi soprattutto nell'insegnamento, nella preparazione. Insegnante in seminario di varie materie, direi quasi tutte, ecco, specialmente nella storia dell'arte, lui era un appassionato di arte, poi di teologia, cancelliere vescovile, provicario, mentre si fa sempre più strada nella stima del vescovo. La sua candidatura per l'episcopato, il suo nome era stato già presentato negli anni precedenti dal suo vescovo a Roma, a quella che all'epoca si chiamava Sacra Congregazione Concistoriale, che si occupava delle nomine dei vescovi. Analizzando la pratica, la risposta di Roma era stata che non era adatto per alcuni motivi: 1, che era cagionevole di salute; 2, che aveva una voce flebile; 3, che 2 sue sorellastre, erano entrambe disabili. Nell'autunno del 58 ci fu il cambiamento dovuto al fatto che il patriarca di Venezia, Angelo Roncalli, divenne papa
il Papa ripesca il suo nome per la diocesi di Vittorio Veneto, che si rende libera vacante per una serie di promozioni e di un giro di giostra dei vescovi del Triveneto. Luciani era già stato individuato come candidato e per una scelta personale quasi di Papa Roncalli viene eletto vescovo di Vittorio Veneto. Quando a Roma ripetono queste obiezioni, il Papa taglia corto. Non ha una salute ferrea, va bene, vorrà dire che morirà vescovo. Per la voce flebile oggi ci sono i microfoni, insomma Giovanni XXIII così risolve la questione. Era fine dicembre del 58 quando Luciani venne a Roma per l'ordinazione episcopale proprio qui nella Basilica di San Pietro. Non era questo il suo mondo, perché veniva dalle montagne, veniva dalla diocesi di Belluno, ecco, un ambiente diverso, rurale, e qui io penso che lui già la nomina episcopale lo deve aver preso di sorpresa. È interessante notare che Luciani dirà: ma sì, io quando ero a Belluno, siccome avevo la voce flebile, predicavo poco. Poi è bastato che mi abbiano fatto vescovo, mi abbiano messo la mitra in testa, parlavo e tutti dicevano: oh, senti che prediche, e lui dice: ma erano quelle di prima, mostrando così una caratteristica fondamentale dell'umiltà e della vera santità, e cioè qualcuno che sa ridere di se stesso. Io mi ricordo un particolare, che veniva in seminario e aspettavamo di ascoltarlo. Io ero un liceale in quel tempo, mi impressionava questo sguardo alto, tanti aneddoti, talvolta gli scappava qualche parola in dialetto. Noi ragazzi giovani ascoltavamo con grande interesse. Gli anni di Vittorio Veneto, questo giovane vescovo, aveva 48 anni, quindi pieno di attività, e poi con una diocesi che era feconda, prosperosa, piena di preti e di attività. Lui veramente si immerse nell'attività, nelle visite pastorali, ne fece 2. E poi un'attenzione alle persone. In anni magari precedenti al concilio, quando ancora il vescovo era accolto col baldacchino in forma molto pomposa, lui prima di fare la cerimonia ufficiale chiede dove abita l'ammalato più lontano della parrocchia, la persona più povera, e si prepara personalmente delle buste tratte dal proprio stipendio per aiutare queste persone in maniera molto discreta, mettendo la busta sotto il cuscino quando va a trovarle, senza fare notare che lui dà dei soldi a chi ne ha bisogno. Lo scopriranno poi dopo, quando il vescovo è già andato via. D'estate andavamo a passare qualche giorno lì al castello, quindi io mi ricordo questi saloni, queste cose, che poi mio zio viveva in un angolino, ma comunque c'erano queste. Mi ricordo che mi dicevano: guarda che sotto ci sono le viti qua nell'orto, puoi andare giù a mangiare qualche grappolo. Castello è un sogno solo a dire la parola castello. Chiudo gli occhi e vedo questa doppia scalinata che sale. È una cosa proprio non da favola, ma da favola vera, esistita. Ero scesa a Vittorio Veneto con Domitilla, era venuto lo zio come altre volte, e parlando con mio padre aveva chiesto: dammi Amalia e Domitilla, le tengo giù qualche giorno, così imparano anche da Suor Vincenza, fare i gnocchi alla romana, cose quasi catechesi, sbriciola della cucina, insomma, della casalinga, però non solo una, dammele tutte e due in modo che si facciano compagnia se vanno anche a passeggiare intorno alle colline del castello. Un giorno mi dice: guardi, si prepari che nei prossimi giorni andiamo a Mantova. C'è una mostra del Mantegna. Beh, guarda, una cosa stupenda. Lì è venuto come un semplice sacerdote, perché non voleva, quando si spostava, disturbare, distrarre o cose del genere. Un semplice sacerdote. E subito mi fa: non mi chiami
eccellenza, non mi dica eccellenza, eccetera. Si vede nelle fotografie, sembra lì che voglia scappare dagli abiti. Ecco, quindi preferisce non dare nell'occhio, vestire da prete, sgusciare negli angoli delle strade, ecco, fare il pastore. Poi sono gli anni del Concilio, quindi di un fermento di cui Luciani sentì l'aria e approfondì e divulgò. Luciani è vescovo a Vittorio Veneto negli anni del Concilio, lui si converte alle tematiche conciliari, approva e appoggia le aperture del Concilio, ma anche e soprattutto la mentalità di apertura e di fiducia con cui la Chiesa guardava alla realtà e al mondo, e al tempo stesso impara a governare avendo certamente le difficoltà. Passa attraverso l'esperienza del Concilio Vaticano II con la sorpresa della necessità di dover avviare la Chiesa a un rinnovamento profondo, cosa che lo induce a sperimentare gradualmente questo rinnovamento in una Chiesa relativamente piccola ma vivace, quale è quella della diocesi vittoriese. Luciani è stato vescovo nel periodo del Concilio, dove ha frequentato tutte e 4 le sessioni, e quello che ha fatto proprio come vescovo sono state le priorità, e la prima è la risalita alle sorgenti del Vangelo, la seconda è una rinnovata missionarietà, la terza è la collegialità episcopale e poi il servizio nella povertà ecclesiale ed anche il dialogo con la contemporaneità, la ricerca anche con le chiese sorelle di un'unità e quindi anche il dialogo interreligioso e la ricerca della pace. Una caratteristica vera del cristianesimo, dell'autentico cristianesimo, è quella di amare la tradizione, l'essenziale della fede, e di essere molto aperti dal punto di vista sociale, sapendo riconoscere la necessità di essere vicini a certi mondi e alle sofferenze di certi mondi. E durante gli anni di Vittorio Veneto, a causa del Concilio soprattutto, il vescovo Luciani respira l'universalità della Chiesa, che si poteva respirare in aula, nelle aule conciliari, invita un vescovo africano suo vicino di banco a visitare la diocesi, compie dei viaggi in terra di missione, manda sacerdoti fidei donum in missione, e dobbiamo ricordare che Luciani aveva il desiderio di farsi missionario. E sappiamo anche che aveva in animo, una volta lasciata la diocesi di Venezia, avendo rinunciato per limiti di età, di andare a finire i suoi giorni in Africa come missionario. Luciani rispetto al Concilio ha un rapporto interessantissimo. Intanto dice di sentirsi seduto sui banchi di scuola come ai vecchi tempi e descrive l'esperienza che fa ai vittoriesi, soprattutto ai seminaristi, con delle parole che avrebbero lasciato scioccato chiunque all'epoca. Descrive il Concilio come una partita di pallone dove arbitro è il Papa, dove gli spettatori sono tutto il mondo, dove i vescovi sono i giocatori. Aveva capito che il Concilio era un'occasione formidabile per rilanciare un nuovo tipo di Chiesa adatto ai tempi che correvano, con un linguaggio vicino alla gente, giornalistico direi, lui aveva la passione del giornalismo, e ammette, confessa, di essersi lasciato trasformare. Ci furono anche problemi, 2 sostanzialmente sono noti, uno è quello del crack del 62. Si trova giocoforza coinvolto a causa di uno scandalo in cui risultano responsabili anche 2 sacerdoti vittoriesi e che vedono il Luciani vescovo assumere con grande determinazione da un lato la difesa dei propri sacerdoti non sul piano della giustizia ma dal punto di vista caritativo e dall'altro una profonda assunzione di responsabilità per quel che riguarda il risarcimento dei danni di coloro che erano rimasti lesi da questa vicenda. Quindi un Luciani capace di andare oltre i cliché più consueti
e di dimostrarsi molto attento alle problematiche della giustizia e dell'impegno sociale. E vediamo già il grande zelo, la grande attenzione con cui guarda alle cose della finanza, lui che non se ne intendeva, ma in favore della gente, non tollerava che ci fossero chierici che per ingenuità o per interesse si approfittassero della povera gente. Non c'è stata mai agitazione, neanche quando è accaduta la famosa, che lui chiama penosa vicenda, no? Quel famoso crack finanziario, eccetera, no? Anche quello lui lo ha affrontato in una maniera intelligente, ma con impegno. L'altro grosso problema è sul finale dell'Episcopato a Vittorio Veneto. C'è l'episodio del parroco a Montaner quando va e toglie il Santissimo Sacramento perché il popolo non accettava il parroco che lui aveva nominato. Rivendicò l'autorità di vescovo e dice no, il parroco lo nomino io, e si arrivò ai ferri corti, tra virgolette, ma insomma uno scisma formale di un intero paese. Non era un uomo che cercava il conflitto, ma è un uomo che diventa intransigente quando si tocca il tema dell'autorità e dell'obbedienza all'autorità, perché la disobbedienza andava in qualche modo a rompere l'unità ecclesiale. Luciani continua a Venezia a fare il vescovo come l'aveva fatto a Vittorio Veneto, girando per le calli, vivendo in maniera molto molto modesta per quanto riguarda se stesso ed essendo un patriarca vicino alla gente. Tutti lo ricordano, chi ha vissuto quegli anni, che girava da solo per Venezia prendendo il vaporetto, nascondendo lo zucchetto e la croce in tasca, vestito dalla talare nera, e dunque veramente anche lì ha fatto il vescovo capace di una prossimità alla gente. Una delle tematiche fondamentali del periodo veneziano, ma era una tematica sulla quale Luciani cominciò ad intervenire già negli anni 60, quindi a Vittorio Veneto, era la problematica del mondo del lavoro. In anni in cui la contestazione sia fuori dalla Chiesa che dentro la Chiesa era molto forte. Andava nelle fabbriche, andava ad incontrare i responsabili delle aziende perché veramente sentiva nel cuore questo desiderio di aiutare, di proteggere i lavoratori. Lui sapeva di che cosa si trattava. Tenta sempre una mediazione tra le controparti, anche nel contesto del petrolchimico, raccomandando giustizia sociale e solidarietà agli imprenditori e pazienza e gradualità nel rivendicare le riforme alla classe operaia. Diceva agli operai: guardate, i vostri datori di lavoro si prendono grosse responsabilità addosso, pertanto cercate anche di apprezzare che vi abbiano dato un lavoro. Ai datori di lavoro diceva: ragazzi, calma, qui ci sono dei diritti da rispettare. Quindi anche questo aspetto di mediatore, di conoscenza personale anche di quelli che erano i problemi, perché li aveva vissuti in famiglia, gli è servita a Vittorio Veneto e a Venezia in anni in cui c'era il boom industriale. Conquistava un po' il cuore di questi nostri primi imprenditori che erano giovani, si sono messi un po' la cravatta, si sono messi alla scrivania, però erano loro stessi passati per tante difficoltà e carenze. Luciani è l'uomo che rifugge dai cerimoniali, se può, e che quindi ha una sua ferialità di incontri con i singoli o con i piccoli gruppi che sono quelli che colpiscono. Da questo punto di vista, proprio anche per le vicende complicate del rapporto con l'ala più innovatrice e progressista del cattolicesimo veneziano, a Luciani rimane addosso la difficoltà del rapporto, soprattutto con gli ambienti intellettuali. Per lui la gente era tutta uguale, insomma, e ovviamente anche la gente che stava in alto. Contemporaneamente però invece incontra favori a livello popolare e anche a livello, diciamo, di ceti medi con cui riesce a entrare in dialogo interpersonale. Lui leggeva il breviario camminando avanti e indietro per il corridoio anche a Venezia, in Patriarcato. Suonavano alla porta e andava ad aprire lui direttamente se era lì. E se lui vedeva veramente uno che aveva bisogno, si privava di ciò che aveva.
La cosiddetta carità, no? La beneficenza, lui quando poteva veramente andava di persona. Cioè, non per far vedere che era lui che dava dei soldi, ma proprio gli pareva come che questa opera di misericordia, come si suol dire, andasse fatta di persona, potendo. È stato ricordato dai giornali, anche troppo forse, che la mia famiglia era povera. Io posso confermare che durante l'anno dell'invasione ho patito veramente la fame e anche dopo, almeno sarò capace di capire i problemi di chi ha fame. Riteneva necessario che i popoli opulenti avessero un'attenzione verso il terzo mondo, non in un'ottica di carità, ma in un'ottica di giustizia, in un'ottica riparativa. Nel 71 Luciani partecipa al Sinodo dei Vescovi e prende la parola a nome dei Vescovi del Triveneto. Fa una proposta in questo senso molto articolata. Sarebbe necessario che le chiese di tutto il mondo destinassero l'1% dei loro fondi, delle loro entrate, viene chiamata la porzione dei fratelli, alle chiese povere, ai paesi del terzo mondo. E sottolinea che questa iniziativa i vescovi del Triveneto, guidati prima da Urbani e poi da Luciani, l'avevano già presa e già la realizzavano. Non tanto come una forma di carità gratuita, quanto come un segno di restituzione del molto che in secoli precedenti, attraverso le imprese di sfruttamento coloniale, i paesi europei, e quindi in qualche modo con un beneficio di ritorno anche per le chiese di quei paesi, avevano sottratto a queste aree. Signore e signori, buongiorno. Paolo VI è a Venezia. Col Papa, il patriarca di Venezia, Monsignor Luciani, che è sempre stato al suo fianco dall'arrivo all'aeroporto. Ci si domanda se per l'elezione al pontificato abbia inciso il famoso gesto di Paolo VI che durante la visita a Venezia, a sorpresa, a telecamere chiuse, impone la stola sulle spalle di Luciani. La famosa volta che a Venezia si è tolto la stola e lo ha messa sugli altri. E Luciani, come un bambino, è arrossito. Ma come mai? Dice, no. È veramente complicato sciogliere questo tipo di dubbio e quindi è meglio essere prudenti. Rimane il fatto che tanta era la forma di impegno e la quantità dell'impegno di Luciani nel sostenere la figura di Paolo VI e il suo magistero, anche quando vi si riconosceva solo in parte, altrettanto era la consapevolezza di Paolo VI di poter contare su un vescovo importante come sostegno fedele dentro la Chiesa italiana, che è una chiesa importante nell'ambito della cattolicità degli anni 70. Qualche cardinale mi ha detto negli anni successivi, dice che hanno vissuto un'esperienza spirituale fortissima. Mancano meno di 3 minuti alle 18 e siete collegati con Piazza San Pietro, dove si attende la seconda fumata di questo primo giorno di votazioni nella Cappella Sistina per la elezione del nuovo pontefice. Si sta levando un applauso da parte della folla. Il comignolo della Cappella Sistina sta emettendo fumo, appare effettivamente fumo bianco. Sono rimasta a casa, incollata davanti al televisore e da lì non mi sono mossa finché non hanno detto Habemus Papam. Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum
ac reverendissimum Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Io l'ho visto solo alla televisione in quel momento perché non mi trovavo in Italia. Una sorpresa che ha avuto anche per me, che pur lo conoscevo, un po' dell'incredibile. Stupore, sorpresa, per lui umile, inimmaginabile. Quando è partito per il conclave, secondo me tacitamente c'era un sentore in tutta la famiglia. Io direi che i familiari non ne furono stupiti, speravano di no, erano per scaramanzia convinti che probabilmente nell'intimo che non succedesse, ma in fondo lo temevano, ecco. C'è mio suocero che viene su di corsa su per strada, così. E io naturalmente ho pensato subito che fosse successo qualcosa a mia moglie, no? E mi sono messo a correre anch'io, col latte in mano. Ecco, dico, ma cosa succede? Tuo zio! Tutti i suoi coetanei esplodevano di gioia, quindi c'è stata una festa. Poi in un'ora si è riempita la piazza del paese, hanno suonato le campane per 2 ore e i giornalisti hanno letteralmente bloccato l'ingresso al paese, giornalisti da tutte le parti del mondo. Quindi è stato un catapultarsi a livello planetario per un piccolo paese sconosciuto. Si è meravigliato chi non lo conosceva. Papà non si è meravigliato che l'abbiano eletto Papa, si è meravigliato che lui abbia accettato. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i 2 colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. E l'altro collega: non abbia paura, in tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. Ieri sono andato alla Sistina a votare, lì era lui, lì era lo zio, mi hanno quasi preso in trappola. E non certo per burlarsi di chi l'ha preso in trappola, ma proprio per metterlo nel faceto un accadimento serio come quello e anche spiegare forse il perché della sua accettazione a un simile incarico. Quando ho cominciato a vedere i voti mi sono sentito un po' tremare, ecco. Credo che lui stesso ha percepito un po', direi, questa valanga, però era un uomo di grande fede, un uomo che credo nella sua vita ha sempre detto di sì. Quel conclave è stato un conclave lampo, un conclave molto rapido. L'unanimità che abbiamo visto espressa da un conclave rapidissimo, il più rapido di tutto il Novecento, e rilevava anche che non era un Papa programmato per un determinato progetto politico. È stato il primo dopo la conclusione del Concilio Vaticano II. E quell'elezione voleva significare esattamente la volontà di progredire in quegli orientamenti che Albino Luciani incarnava, semplicemente. Anche la scelta del nome stessa è una continuazione del Concilio. Giovanni Paolo. Un pastore che poteva condurre la Chiesa appunto nelle strade
della modernità, ecco, però con tanta vicinanza alla gente per trasmettere con quel linguaggio semplice che l'ha sempre caratterizzato l'essenziale della fede, quindi il ritorno a quelle che erano le sorgenti del Vangelo. Quella sera, quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco, mi disse: se la strada non la sai, te la mostro io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, di tanto in tanto ti darò una voce, fino là in fondo dove c'è un cipresso, fino là in cima dove c'è una croce. Io risposi: sarà, ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò: cammina. Era la fede. È arrivato Giovanni Paolo I, sereno, sorridente, direi anche gioioso, che aveva parole di consolazione, di speranza. Ha parlato dell'umiltà, della fede, della speranza, cioè le belle virtù cristiane che ci permettono di respirare in profondità anche nelle ore difficili della vita, come che la Chiesa si è sentita rasserenata, confortata, sostenuta, ecco, da questo timoniere che, ecco, non era arrogante, non era vanitoso, non era pretenzioso, però aveva i piedi a terra e parlava la parola del Vangelo, che è una parola sempre che parla di fiducia in Dio, ecco, Dio che è provvidente, Dio che è padre, Dio che è madre, parole molto belle che hanno veramente lasciato una memoria serena, grata. Lasciar perdere una certa retorica pontificale, la rinuncia alla tiara, la rinuncia all'intronizzazione, l'uso del singolare. Ma io pensavo soltanto alla gioventù e alla parrocchia. Nessuno è venuto a dirmi: tu diventerai Papa. Oh, se me l'avessero detto, se me l'avessero... Se me l'avessero detto, avrei studiato di più, mi sarei preparato. Adesso invece sono vecchio, non c'è tempo. Ma voi, cari giovani che studiate, voi siete veramente giovani ancora, voi ce l'avete il tempo. Le udienze che Papa Luciani fa nella stessa mattina, ricevendo prima i fedeli di Belluno, poi quelli di Vittorio Veneto e infine quelli di Venezia, sono veramente di una ricchezza unica e anche mostrano il suo sottile umorismo. E visto che io c'ero, no? In quell'udienza, anche con noi fu molto, molto simpatico, perché proprio guardava l'assemblea, diceva all'uno: oh, guarda, ti vedo qua, no? E proprio questo guardare le persone, ricordarle. L'abbiamo visto esattamente come quando veniva qui. Beh, lui si è comportato come si comportava qua. Ovviamente con i soliti buffetti, a mano sulla spalla. E racconta anche, questo è bellissimo, aneddoti sulla sua vita familiare. Racconta di lui ragazzino che aveva avuto un nonno che era andato a Venezia e che tornando aveva detto ai ragazzini: sapete, sono stato a Venezia, lì legano le gondole ai pali come noi leghiamo la capra agli alberi. E scopriamo un Luciani probabilmente dal punto di vista personale, di indole anche timida, caratterialmente, capace di gestire benissimo il dialogo con una cattolicità mondiale attraverso la televisione dell'epoca. Un cambiamento totale di stile e di immagine che ha avvicinato la figura del Papa, uno stile colloquiale, una capacità di esprimere in maniera semplice e diretta per tutti i grandi concetti e verità di fede.
Questa edizione straordinaria del telegiornale si apre per una notizia che già sta facendo il giro del mondo. È morto il Papa Giovanni Paolo I. È morto dopo appena 34 giorni dalla sua elezione, uno dei più brevi pontificati della storia. È stato uno shock, io direi, qui è stato uno shock terrificante. Sentir suonare le campane a morto del 29 settembre del 78 ci lasciò attoniti e poi la notizia si diffuse subito. Fu un momento di smarrimento perché quando stavamo uscendo dalla messa, eravamo in seminario, e allora dice è morto il Papa. No, dico è morto un mese fa, come mai ci date la notizia che... No, dice è morto Papa Giovanni Paolo I. Stamani 28 settembre 1978, verso le ore 5:30, il segretario particolare del Papa, padre Maggi, entrava nella camera da letto di Papa Giovanni Paolo I. Non avendolo trovato in cappella come di solito, lo ha cercato nella sua camera e lo ha trovato morto nel letto con la luce accesa come persona intenta alla lettura. Ora non c'è niente che non siano carte e riscontri dei documenti con le deposizioni. La storia si fa con i documenti ed è evidente, insomma, che morì di morte naturale. Sono relazioni importanti perché sono anche quelle dei medici. Da qui si vede esattamente come andarono le cose effettivamente e come è morto per una morte improvvisa dovuta a un infarto del miocardio. Le stesse persone con cui lui giocava da bambino, con cui lui era cresciuto, che lo stimavano, se lo sono visti togliere in un mese. La mia zia mi raccontava di come quella mattina ascoltando la radio si è scoppiata a piangere, piangevano tutti. Giovanni Paolo II ha detto che l'importanza del pontificato di Luciani è stata inversamente proporzionale alla sua durata. In effetti abbiamo, anche grazie al lavoro della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, la ricchezza del magistero finalmente restituita nella sua interezza di questi 34 giorni. Il mondo è rimasto attonito perché aveva cominciato a conoscere e ad amare questo Papa e il suo stile e dunque già pregustava che cosa sarebbe stato il suo pontificato. Beatissime Pater, ego Episcopus Bellunensis Feltrensis, humillime a sanctitate vestra peto, ut venerabilem servum Dei Ioannem Paulum primum Papam in numerum beatorum ad scribere benignissime digneris. Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei
Ioannis Paulus I, Papa, beati nomine imposterum appelletur, acque die 26 Augusti quotannis in locis et modis iuris statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Io non mi sono manco accorto che pioveva, ero concentrato un po' nel momento che si stava vivendo. È stato un momento di grande consolazione nel cuore, ecco. Abbiamo sentito una presenza superiore. Io non mi sono neanche accorto che pioveva, ero talmente preso dalla celebrazione, dal rito, non so, mi sono sentito proprio coinvolto. Il 4 settembre giungiamo finalmente a vedere Albino Luciani, Giovanni Paolo I agli onori degli altari. C'era una diffusa fama di santità, c'era tanta gente che pregava Papa Luciani, che chiedeva grazia e che otteneva grazia. È la conclusione felice di una causa che è iniziata nel 2003, ha avuto una fase diocesana e poi una fase romana di studio e di giudizio che ha impegnato proprio per questo circa 10 anni. Che è un percorso lungo, senza alcuno sconto, senza alcuna corsia preferenziale. Chiaramente noi abbiamo lavorato alacremente perché tutta questa documentazione venisse alla luce e recepita per un lavoro con il metodo storico-critico che ci facesse vedere l'ampiezza lo spessore, la caratura di una vita che si è dispiegata in circostanze storiche importanti come quella del Concilio, partendo da Vittorio Veneto, come si è comportato come pastore, il suo magistero episcopale. Quindi noi abbiamo compiuto un'opera di acquisizione delle carte enorme per quello che riguarda le fonti. Le carte del processo a Belluno sono 17.000 fogli. E per mettere ordine in questi 17.000 fogli ne abbiamo fatti altri 3.600, quindi quella è la posizione, questi enormi volumi nei quali viene messo in ordine tutto quello che viene raccolto. È stato istituito un processo super miros, quindi su un presunto miracolo, che ha trovato conclusione lo scorso anno. Il miracolo è accaduto nel 2011 a Buenos Aires, in un ospedale dove una ragazza, Candela Ghiarda, era in fin di vita, venne invocato l'intercessione di Giovanni Paolo I e dal giorno alla notte, si può dire proprio così, è migliorata improvvisamente senza una spiegazione scientifica. Quindi dopo l'approvazione del miracolo si è aperta la strada per la beatificazione. L'emozione più grande è stata quella di sentire e pensare che un mio predecessore è stato fatto beato dalla Chiesa cattolica. La pioggia non ha fermato l'entusiasmo, anzi. Nonostante il tempo che è stato inclemente fin dal mattino, però sorprendentemente si è concluso alla fine con un sole smagliante che ha rasserenato e fatto gioire tutti. Quando si scatenavano quei tuoni, si guardava verso l'alto. Nonostante la pioggia è stato molto bello e dopo con il sole è stato proprio il massimo. Emozionatissimo. Bello proprio. Come posso dimenticarmi di lui che mi ha ordinato prete? Per me è stato come un papà nei primi anni del mio sacerdozio. Ho fatto il chierichetto quando era Vittorio Veneto. Oggi mi sono sentito chiesa. Ma non mi sembra neanche vero. Un nostro vescovo è adesso all'onore degli altari. Perché Albino Luciani è il mio vescovo. È stata molta la gioia di aver potuto fare servizio e essere vicino al Papa. È un'emozione grandissima vedere tutta la gente e soprattutto proclamare quelle parole del Vangelo, ecco. Questo me lo ricorderò per sempre. C'era un clima proprio di gioia, di letizia esteriore ma più ancora interiore. Il suo motto da vescovo era humilitas. La sua umiltà
la sua semplicità e allo stesso tempo la sua profondità, la sua grandezza, credo siano davvero uno stimolo per tutti noi a camminare dietro al Signore Gesù. Mi sembrava di tornare al tempo dell'elezione. Cioè, è stato come un flashback immediato così. Penso che è stata un'esperienza per tutta la Chiesa proprio di grande speranza e di grande fiducia nel presente e nel domani della Chiesa. Una sensazione così bella di vedere tutta sta gente che era lì perché lo conosceva e lo apprezzava così come era. E lui, come un pezzo di puzzle, è inserito nel punto giusto, al momento giusto. L'ha riconosciuto il mondo intero, ecco, che si è recato a Roma, c'erano pellegrini da tutto il mondo. Sapendo di essere in contatto con tutti i continenti è stato davvero un momento speciale e un coronamento di un'aspettativa che prosegue da tanti anni. Beatificare vuol dire dire che questa persona merita di essere imitata nella vita cristiana. È difficile imitare il Papa, no? Perché il Papa è unico, non è che possa essere imitato da tanti. Però ecco, Luciani aveva quelle virtù che possono essere davvero prese a modello anche dai cristiani semplici. Figura di grande fascino sul piano spirituale e pare di poter dire, non l'avrebbero altrimenti proclamato beato, anche a livello di devozione che regge allo scorrere dei tempi. Lui continua a trasmettere questi sentimenti di bontà, questi sentimenti di semplicità e di umiltà evangelica che ancora trovano risonanza nel cuore della gente. Cosa si può volere di più? Avere uno zio che adesso è stata riconosciuta la sua beatitudine dalla Chiesa, perché noi lo abbiamo sempre considerato beato prima, ma senza l'autorizzazione della Chiesa. Poi quel giorno, verso la fine dell'omelia del Papa, quasi terminata con la preghiera dello zio, a me scendevano le lacrime, stava piovendo e non sapevo più se era pioggia o lacrime, perché era proprio la preghiera che lui ha scritto a me e Lina quando eravamo in collegio, e l'ha scritta in modo semplice per due adolescenti. Lina aveva 14 anni, io 15. Abbiate sempre tanta fiducia nella bontà del Signore, quindi un messaggio di misericordia. Diteli. Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri. Amen. Luciani è l'esempio di una santità che è alla portata di tutti, che non cerca i fuochi di artificio, che non cerca il protagonismo. Pensiamo a quanta distanza c'è tra un certo mondo oggi dove si pensa che per esistere dobbiamo apparire, dobbiamo gridare più forte, dobbiamo essere il più stravaganti possibile. Ed è invece l'esempio di una santità che è una totale adesione al Vangelo nelle piccole cose, e in questa adesione al Vangelo nelle piccole cose Luciani è stato un grande, anzi un grandissimo.
Grazie di cuore, questo è il risultato appunto di più o meno 3 mesi di lavoro e il grazie va a Stefano Faraon che adesso sta facendo la regia della diretta streaming, ma è stato un lavoro molto impegnativo, ma come ha detto qualcuno prima l'abbiamo fatto con orgoglio e insomma siamo fieri di aver fatto questa produzione video. Vi ricordo che questo video è parte integrante della mostra fotografica, quindi potrete rivederlo all'interno della mostra all'ultimo piano. Vi ricordo l'appuntamento dell'inaugurazione della mostra Albino Luciani il prossimo 26 novembre alle 10:30 al Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Seguirà l'apertura della mostra allestita a Palazzo Todesco. Grazie a tutti, grazie per essere stati qui questa sera. Appuntamento ovviamente all'inaugurazione della mostra. Grazie ancora.